Oggi 9 settembre 2017 siamo a Cortina Vintage. La seconda edizione di Cortina Vintage. Seconda edizione. Sì, certo. Qui tu oggi mi hai portato in un bellissimo posto, Sì. ma come mai siamo qui? Siamo qui a Villa Sandi perché abbiamo l'aperitivo vintage e io ho grande piacere di presentarti chi gestisce questo bellissimo posto, il signor Roberto Cardazzi. E io volevo presentarli invece Anna Potter. Benissimo. Allora siamo una compagnia qui importante perché siamo a Villa Sandi. Pamela, Villa Sandi, tu che sei sommelier, cosa ti ricorda? Villa Sandi siamo nel cuore della produzione del Prosecco della Valdobbiadene, oltretutto bellissima occasione per visitare la Villa Paladiana dove è sede anche Villa Sandi, quindi è uno dei posti veramente più incantevoli del nostro territorio. Quindi siamo usciti da un luogo di cultura, la galleria che abbiamo visitato prima, dove avevamo un pezzo importante di abito vintage con un'eleganza. Veniamo in un altro posto di cultura, la cultura enologica italiana. Certo, e adesso arrivano tutte le nostre signore vestite vintage, quindi uno spettacolo per gli occhi e uno spettacolo per le nostre papille gustative sarà questo delizioso aperitivo che Tu ci mi sarà. stimoli, allora sentiamo Sì. che cosa ci ha preparato per le nostre papille gustative. Beh, essendo in Valdobbiadene, un prosecco direi che è la cosa più buona. Più normale ma anche sì. più eccezionale. Ma direi che sì, noi, il prosecco è un vino nostro, un vino del Veneto, un importante prodotto, direi che perché no. È un prodotto internazionale, un vino veneto, ma Ah sì, a parte che in Inghilterra dicono che rovini i denti addirittura. gli inglesi cosa non farebbero per non far venderci No, da non lo loro? so. Sono gelosi, Sono gelosi perché è solo gelosia. non riescono a produrlo. Ci provano magari tutti ma non ce la fanno. Bene, a questo punto vi lascio alle immagini, continuate a seguirci perché la giornata è lunga e gli avvenimenti sono sempre più importanti. Now the